Terza corsa, premio Società Ippica Cesenate, confronto per 3 anni che non vincono 8.000 euro nella carriera, sono in 7 ad aver accettato l'ingaggio. 6 in prima fila e 1 in seconda. Match sulla carta tra Ipetra e Ironman Trio, ma non è distante nella valutazione Jalapago R, che è il terzo incomodo. Autostart che si muove all'1 Itaca Tour Dance Nicola Salacone, 2 Icaro Marc Daniele Cuglini, 3 Nix della Côte Massimo Barbini, 4 Inverno di Circe Antonio Di Nardo, 5 Ipetra Vincenzo Luongo, 6 Ironman Trio Carmine Piscuoglio in seconda fila, 7 Jalapago R Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Lo start completa l'allineamento sulla curva di sinistra, l'ultimo a toccare l'ala è Icaro Marc, gli altri bene allineati, si ritrae Inverno di Circe e sono partiti con l'errore di Nix della Côte al comando. Itaca Tour Dance attaccata al largo da Ipetra. Numero 3 Nix della Côte squalificato. Insiste all'attacco di Itaca Tour Dance in terza ruota Ironman Trio. Ipetra che sfila a condurre nei confronti di Itaca Tour Dance. Ironman Trio all'esterno con decisione, cerca posto in corda Carmine Piscuoglio in salchi al numero 6 Ironman Trio. Lì c'è Itaca Tour Dance che prova a negargli la manovra, 400 iniziali in 28,9. Alla fine Ironman Trio scende secondo avanti ad Itaca Tour Dance. La quarta posizione è per Icaro Marc che precede Jalapago R. 600 metri iniziali di Ipetra in 44,6. Si viene al passaggio sotto alla tribuna con al comando Ipetra, alle sue spalle Ironman Trio, muove all'esterno Icaro Marc, marcato da Ironman Trio che sposta dalla seconda posizione alla corda e prova ad andare all'attacco di Ipetra. 1 minuto e 2 decimi per i primi 800 di gara. Itaca Tour Dance ha guadagnato una posizione in corda ed è seconda alle spalle di Ipetra. Seconda pariglia per Icaro Marc, poi a contatto Jalapago R, chilometro in 1:15,3. Insiste Ironman Trio che prova a far aumentare il ritmo ad Ipetra che si difende al comando. Itaca Tour Dance e Icaro Marc a contatto quando siamo a 400 dal palo, 14,2 di là, 1,29,5 3/4 di miglio. Ipetra in vantaggio, Ironman Trio sempre al suo esterno con mezza da recuperare. Itaca Tour Dance alla corda e Icaro Marc. Ingresso dell'areta arrivo con Ipetra che è in vantaggio, Ironman Trio che si appoggia alle sue spalle e prova ad andare di dentro. Ipetra che però riparte, Ipetra da un capo all'altro. Viene a vincere chiaramente Ipetra su Ironman Trio. Al terzo posto finisce Itaca Tour Dance. 5-6-1 in numeri 1, 14-8 il ragguaglio. Ipetra, Vincenzo Luongo per il training di Lamberto Barbieri, il team Gianmarinaro, i colori di Nicole Bull, seconda vittoria consecutiva per la figlia di Zidane Griff che una volta presa la testa risponde colpo su colpo ad Ironman Trio e vince staccando. Terza Itaca Tour Dance, per cui in numeri 5-6-1 l'arrivo della terza.